essere. Distrazione alla guida la 4 nel Veronese, l'attore e scrittore Marco Paolini tampona violentemente con la sua auto la 500 con a bordo due amiche, una di loro una donna è gravissima, Paolini ammette la colpa ed è indagato. Colpo di scena nella vicenda della coppia padovana accusata di aver negato la chemioterapia alla figlia 18enne poi morta. Madre e padre erano stati prosciolti dal giudice per indagini preliminari, ma la procura ha fatto ricorso e ora andranno a processo. Autonomia, oggi al via ufficialmente a Roma il negoziato tra governo e Veneto. Il governatore Zaia guida la delegazione regionale all'incontro con il ministro Enrica Stefani. Continua la racconta dei danni del nubifragio che l'altra sera ha colpito l'Asolano, case legate ma anche magazzini e capannoni produttivi che cercano di tornare alla normalità. Il Veneto ai vertici nazionali per il consumo di suolo nel 2017, il dato dell'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale nella nostra regione si è assistito a un aumento secondo solo alla Lombardia. Continuano le indagini dopo l'attentato subito dal giornalista Ario Gervasutti e per gli inquirenti potrebbe trattarsi anche di uno scambio di persone. Festa di compleanno finisce all'ospedale per 16 adolescenti vicentini, uno di questi in coma etilico, avevano riempito delle angurie con un mix di vodka, gin, birra e vino. 110 lode, laurea pieni voti in scienze naturali all'Università di Padova per Sammy Basso che ha discusso una tesi interamente scritta in inglese su una nuova terapia di ingegneria genetica per la progeria, la malattia che lo affligge. Telespettatori di Antenna 3, buongiorno, ben trovati. La prima edizione dei nostri telegiornali e in primo piano c'è la cronaca del gravissimo incidente avvenuto sull'autostrada A4 a Verona con la Volvo guidata dal famoso regista e scrittore bellunese Marco Paolini che ha tamponato violentemente una 500 con a bordo due amiche. La piccola utilitaria è letteralmente volata sulla tangenziale vicina, una delle due amiche è gravissima, lotta fra la vita e la morte e l'attore adesso è indagato. Uno schianto violentissimo. La Volvo guidata dal regista Marco Paolini ad un tratto ha tamponato la 500 sulla quale viaggiavano due amiche di 52 e 53 anni. Il grave incidente è avvenuto sull'autostrada A4 tra i caselli di Verona Sud e Verona Est. La piccola utilitaria è letteralmente volata sopra la barriera che delimita le due carreggiate, finendo sulla tangenziale ovest. In quel momento non transitava nessun veicolo lungo quella strada. La macchina si è ribaltata su un lato, le due donne sono rimaste incastrate e c'è stato bisogno dell'intervento dei vigili del fuoco per estrarre dalle lamiere due amiche. La conducente è rimasta leggermente ferita, in gravissime condizioni invece la donna che si trovava sul lato del passeggero, rianimata sul posto dai sanitari di Verona Emergenza, è stata portata in ospedale dove sta combattendo tra la vita e la morte. Marco Paolini, sconvolto dopo essere stato ascoltato dalla polizia, è stato portato in pronto soccorso per degli accertamenti. La dinamica del grave incidente ora al vaglio della Polstrada, non è escluso che possa trattarsi di una distrazione dell'attore. Paolini è ora indagato per lesioni gravissime. È stata colpa mia, ha detto Paolini una volta uscito dalla caserma, mi sono distratto e ho colpito l'auto. Sconvolto e ancora sotto shock è stato raggiunto dalla moglie del fratello. Mi dispiace molto, soprattutto perché so di aver provocato molto dolore. Non so le condizioni della signora, ma come ho assicurato alla conducente, noi saremo loro molto vicini. L'incidente ha causato chilometri di code e traffico praticamente paralizzato sia in autostrada che in tangenziale. Dopo alcune ore la viabilità è tornata regolare. Ed ora il caso nel Padovano, a Bagnoli di Sopra, di Eleonora Bottaro, la ragazza malata di leucemia che, convinta dai genitori a rifiutare la chemioterapia, poi morì. Adesso padre e madre finiranno a processo per omicidio colposo. Sarà uno dei primi casi in Italia di genitori a processo con l'accusa di avere negato cure salvavita a un figlio. Lino e Rita Bottaro, genitori di Eleonora, la studentessa di Bagnoli di Sopra morta di leucemia il 29 agosto 2016 a 18 anni, avevano rifiutato le terapie tradizionali per la figlia, malata dal Natale 2015, e ne firmarono le dimissioni dall'azienda ospedaliera di Padova, convincendola che la chemioterapia fosse nociva. La portarono in una clinica svizzera dove fu trattata con cortisone e vitamina C, purtroppo inutili. Finiranno a processo il 25 ottobre davanti al giudice monocratico di Padova per rispondere di omicidio colposo aggravato dalla previsione dell'evento. La coppia, già privata della patria potestà, il 30 novembre 2017 era stata prosciolta dal giudice per le indagini preliminari Mariella Fino perché il fatto non costituiva reato. Ma il 5 aprile scorso la Procura di Padova aveva presentato richiesta d'appello alla Corte di Venezia, che ha accolto le motivazioni dei giudici inquirenti.
Lasciamo per un attimo la cronaca per tornare a parlare del percorso dell'autonomia del Veneto, un percorso che oggi vede una tappa molto importante perché a Roma alle 16 inizia ufficialmente il negoziato tra Regione e Governo, quindi inizia di fatto la corsa finale. L'autonomia come una corsa, una finale olimpica, e allora manteniamo fino in fondo la metafora. Il referendum del 22 ottobre, il plebiscito del sì, quella è stata la discesa in pista dell'atleta veneto. La preintesa con il governo in scadenza, quello è stato il riscaldamento. Dal 4 marzo in poi l'atleta si è tolto la tuta, ha indossato la pettorina e ha fatto gli ultimi esercizi di stretching, allenato dal pool di esperti messo in piedi per guidare il Veneto verso il traguardo. Ma quello di oggi è un momento chiave. Ora le 16, luogo Ministero degli Affari Regionali, via della Stamperia 8 a Roma, la nuova casa di una veneta doc come il ministro Erika Stefani. Oggi infatti le delegazioni trattanti della Regione e del Ministero avvieranno formalmente i negoziati per l'intesa sulla autonomia del Veneto. La metafora prosegue, quello di oggi è il colpo dello starter, la corsa inizia. Abbiamo presentato la legge di fatto per l'autonomia, quindi noi siamo pronti a sottoscriverla. Penso che sia verosimile che questo governo possa nel giro di qualche mese portarci alla sottoscrizione e all'approvazione in Parlamento. La legge ad hoc è stata preparata e presentata. Il Veneto vuole creare un innovativo percorso istituzionale che prevede la stipula di un'intesa tra governo e regione per una legge delega che dettagli ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia per tutte le 23 materie previste dalla Costituzione. 9 mesi dopo quelle urne da oltre 2 milioni di sì, con l'avvio formale del negoziato si parte ufficialmente. Obiettivo arrivare entro il 2018 al traguardo, magari giusto in tempo per festeggiare un anno dal referendum. Ma se sarà una gara di velocità o di mezzo fondo, questo spetterà al governo. Intanto all'attacco dei vertici della Regione, della Giunta regionale, c'è il Partito Democratico, l'opposizione in Regione, e il tema è quello del consumo del suolo, perché il Veneto resta ai vertici della classifica per il consumo di suolo nel 2017, quanto è emerso dal dossier dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Nella nostra Regione, emerge dal dossier, si è assistito infatti nel 2017 a un aumento del 12,35%, seconda regione italiana dopo la Lombardia, ma al primo posto per incremento di ettari, più 1134. I fatti, attacca dunque il PD regionale, battono ancora una volta la propaganda. Per fermare questa deriva, hanno spiegato in una nota polemica i consiglieri Dem, servivano scelte diverse, non la legge approvata nel giugno dello scorso anno, la cosiddetta legge sul consumo zero, perché, dicono, il consumo zero al 2050 resta un libro dei sogni. Si tratta infatti di un provvedimento totalmente inadeguato, viste le infinite deroghe per aree destinate a infrastrutture e servizi, varianti con lo sportello unico, cave, capannoni agricoli e piano casa. Questo è l'attacco dell'opposizione alla Giunta regionale sul consumo di suolo che spesso è legato anche ai danni derivanti dal maltempo, danni che continuano a contarsi dopo il nubifragio dell'altra sera sull'Asolano, quindi siamo nella Marca Trevigiana, un difficile ritorno alla normalità per le abitazioni, ma anche e soprattutto per chi ha avuto danni nelle attività produttive. Dopo il nubifragio, dopo i primi soccorsi, oggi racconta dei danni nelle zone dell'Asolano e della Val Cavasia colpite dal nubifragio di lunedì sera. Danni alle abitazioni con garage invasi, in alcuni casi quasi totalmente dalla massa di acqua e di fango straripata da fossi e canali. Si calcola che in un'ora siano caduti 100 mm d'acqua, un'enormità, sottolinea il presidente del Consorzio Brentella Giuseppe Romano, che sottolinea anche come i danni, seppur ingenti, siano stati comunque limitati grazie ai bacini di laminazione. Il caso è quello di Riese, collegato al Muson dei Sassi, bacini che, dipendendosi d'acqua, hanno cercato di limitare la quantità che inevitabilmente si è riversata sull'intero sistema idrico, portandolo alle esondazioni nella zona di Maser come in quella di Levada di Piederoba. E oggi, dopo aver spalato il fango e aver tentato di salvare il salvabile, la conta dei danni parla di oltre 1 milione di euro, con la richiesta di alcuni sindaci come Claudio Sartor di Cornuda alla Regione dello stato di calamità naturale. Il dato di fatto è che sono cambiate le condizioni climatiche e che sempre più bisognerà fare i conti con grandi quantità di precipitazioni in poco tempo. Ecco perché già si pensa all'individuazione di nuovi microbacini di laminazione, capaci di assorbire in poco tempo in diversi punti del territorio tutti insieme grandi quantità d'acqua, aree che ora gli stessi sindaci dovranno individuare per evitare che danni simili abbiano da ripetersi.
E uno dei simboli di questi giorni nel maltempo della Marca è stato il crollo della cinta muraria del gioiello palladiano Villa Barbaro a Maserra. Nel gioiello del Palladio, Villa Barbaro, patrimonio dell'UNESCO, le visite dei turisti continuano come se nulla fosse, ma lo sguardo di chi percorre questa strada si ferma sul tratto di muro di recinzione crollato nella notte, muro di sassi che ha ceduto sotto la pressione del terreno zuppo d'acqua. Questa è un'immagine simbolica, però è successo che si è appunto rovesciata una quantità d'acqua enorme, che era credo decine d'anni che non si vedeva appunto una quantità d'acqua. Toccherà ai proprietari dello storico complesso ripristinare la porzione di muro crollata. Il muro è privato, la villa è di proprietà privata, quindi i proprietari devono appunto giustamente occuparsene loro, perché il pubblico non è che può intervenire appunto su tutto. Anche qui una dozzina di scantinati e taverne finiti sott'acqua. Il sindaco elogia i cittadini che si sono subito rimboccati le maniche e le imprese locali che si sono messe a disposizione per i primi interventi. Bisognerebbe anche fare prevenzione, però, dice, ma gli strumenti non ci sono. Sappiamo cosa c'è da fare in collaborazione con il Consorzio Piave, questo lo sappiamo. Però non abbiamo le risorse, cioè abbiamo bisogno che ci sia data un po' di autonomia economica per appunto fare gli interventi che servono per contenere appunto questi eventi particolari. Allora con la cronaca torniamo a parlare delle indagini sui 5 colpi di pistola contro l'abitazione del giornalista Ario Gervasutti. Se era un'intimidazione, un messaggio, hanno sbagliato comunque indirizzo. Io mi ostino a credere che abbiano effettivamente sbagliato indirizzo, hanno scambiato questa casa per un'altra o mi abbiano scambiato per qualcun altro. Se così non è, comunque sia hanno sbagliato indirizzo, perché la mia vita professionale non cambia di una virgola di fronte a questa o altre minacce. L'aveva sostenuto fin dall'inizio Ario Gervasutti. Quei colpi che hanno squarciato la notte tra domenica e lunedì non erano per lui e la sua famiglia. Potrebbe essere infatti un clamoroso scambio di persona quello che ha portato all'attentato. Gli inquirenti stanno cercando di capire se lì vicino risieda qualcuno con un passato nella malavita organizzata, un pentito che potrebbe abitare in zona Chiesa Nuova. Gli investigatori hanno scandagliato anche le telecamere presenti nei dintorni, ma la pioggia che ha colpito la città quella notte ha reso le immagini di difficile interpretazione. Intanto Gervasutti è tornato al suo lavoro e appare sereno e convinto dello scambio di persona. La Guardia di Finanza di Gorizia ha scoperto una rilevante frode fiscale messa in atto da 39 persone domiciliate nelle province di Brescia, Bergamo, Roma, Milano, Monza, Brianza, ma anche Verona e Padova, denunciata a vario titolo per emissione di fatture per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta, occultamento di scritture contabili, omesso versamento di IVA e riciclaggio. Le indagini sono iniziate nel marzo 2015 a seguito del fermo avvenuto a Gorizia al valico di confine di San Pietro di 3 persone provenienti dalla Slovacchia. Dopo aver riferito ai finanzieri di avere con sé solo poche decine di euro, sono stati trovati con denaro contante per 271.830 euro, composti prevalentemente da banconote di 500 euro nascoste sotto il sedile del conducente, senza dichiarazione valutaria che appunto è obbligatoria. Le attività investigative hanno portato a 46 decreti di perquisizione domiciliare e locali, con l'impiego di 120 militari, accertamenti bancari su 82 conti correnti italiani ed esteri, l'approfondimento di 24 segnalazioni di operazioni sospette e l'accesso a 6 cassette di sicurezza. Accertata una emissione di fatture false per 44.591.840 euro da parte di 9 società estere. Adesso a Venezia, dove si attende oggi una sentenza importante, la sentenza del TAR sul ricorso presentato dal Comune di Venezia a riguardo del referendum per la separazione tra Venezia e Mestre, che come sappiamo è stato deliberato per il 30 settembre prossimo. Davvero forse potrebbe essere l'ultimo ostacolo se vi sarà se la sentenza rigetterà il ricorso del Comune. L'ultimo ostacolo potrebbe essere per il voto. Allora sentiamo qual è il clima dell'attesa da Ilaria Marchiori da Venezia. Ilaria.
Buongiorno da Venezia, oggi è una giornata importante, forse decisiva per le sorti del quinto referendum per la separazione amministrativa del Comune. È infatti in corso l'udienza al TAR iniziata da poco sui ricorsi che il Comune e la città metropolitana hanno promosso contro la Regione, che ha fissato per domenica 30 settembre la data della consultazione, dopo che gli autonomisti hanno raccolto ben oltre 9.000 firme. Ca Farsetti e Ca Corner infatti contestano 3 aspetti: la meritevolezza del quesito, l'individuazione del corpo elettorale nei soli residenti dell'attuale Comune di Venezia e l'indizione vera e propria alle urne. Il sindaco Brugnaro ritiene, come sappiamo, il referendum illegittimo alla luce del fatto che nel frattempo è anche entrata in vigore la legge Del Rio che disciplina le città metropolitane, mentre il governatore Zaia ha agito secondo l'articolo 133 della Costituzione, che al comma 2 dispone: la Regione, sentite le popolazioni interessate, può con le sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi comuni e nel modificare le loro circoscrizioni e denominazioni. 2 posizioni giuridiche contrapposte per quanto riguarda il governo, tanto che Gentiloni aveva promosso ricorso per conflitto di attribuzione avverso alla Regione davanti alla Corte Costituzionale, che però nei giorni scorsi è stato ritirato dopo che a Palazzo Chigi si è insediata la nuova maggioranza 5 Stelle e Lega. Non ci resta che attendere l'esito dell'udienza al TAR e vi renderemo noto tutti i contenuti nelle edizioni dei nostri telegiornali di questa sera. Da Venezia è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori, la sentenza è attesa nel pomeriggio, nel tardo pomeriggio, vi racconteremo allora qual è l'esito di questa decisione. Adesso torniamo alla cronaca, è una festa di compleanno che nel Vicentino porta 16 adolescenti in ospedale, tutta colpa delle angurie alcoliche. Finisce in ospedale la serata per 16 ragazzi di età compresa fra i 16 e i 19 anni. Una festa di compleanno eccessivamente alcolica, quella di sabato sera in zona San Bortolo. Il gruppetto per festeggiare aveva comprato alcune angurie e, come ormai si vede su internet, aveva deciso di farci un foro e riempirle di vodka e gin, accompagnate da svariata birra e vino. Il miscuglio è stato devastante per la maggior parte di loro, tanto che i genitori hanno dovuto accompagnarli in ospedale. Una ragazzina ha rischiato addirittura il coma etilico. Ancora dal Vicentino, ancora ragazzini, stavolta parliamo di baby gang a Schio, con un sindaco esasperato dai raid delle baby gang e allora decide di scrivere al ministro Salvini. Sono formati un paio di bande di ragazzini, figli di seconda generazione di immigrati, che sembra che delle regole non ne conoscano neanche il termine e il significato. Giovani che non conoscono il significato delle regole. A Schio esplode l'emergenza baby gang e il sindaco investe in vigilanza e videosorveglianza. Giro di vite in piazza Falcone Borsellino col divieto di usare bottiglie di vetro. Ieri poi, poco dopo le 7 di sera, un 19enne magrebino che fa parte di una delle bande che imperversano in centro è stato multato dalla polizia locale perché amplificava la musica del suo cellulare disturbando gli altri cittadini. Quello che ci aspettiamo è che ci sia una magistratura che abbia le possibilità o la volontà anche di applicare delle norme più restrittive, dimostrando che chi commette un reato paga la sua pena nei confronti della società. Il sindaco invoca la certezza della pena, soprattutto dopo che il giovane marocchino che sabato sera ha accoltellato un passante in piazza Falcone Borsellino, arrestato in flagranza di reato e processato per direttissima, condannato a 8 mesi di carcere, è stato subito liberato. Questa è la realtà sulla quale noi ci scontriamo, per il quale io sto preparando una lettera da inviare anche al ministro Salvini, facendo presente e attenzionando questa discrepanza, per la quale tutto il nostro lavoro può essere reso iniquo poi dall'applicazione delle norme. Fa riflettere poi il fatto che il giovane marocchino fosse già conosciuto alle forze dell'ordine. Effettivamente questa persona era già molto conosciuta per diverse denunce, per violenza, per spaccio e quant'altro, solo che non è mai stato portato a processo e quindi è mancato, anche per la fase restrittiva nella pena di lunedì mattina, un precedente. Quindi oggi non aveva precedenti perché non era mai stato giudicato? Assolutamente sì. E perché non è mai stato giudicato? Questa è una domanda che mi pongo anch'io, perché nella nostra operatività nonostante i suoi precedenti? Nonostante i suoi precedenti. Noi siamo riusciti nell'ambito di 48 ore a portarlo di fronte a un tribunale e farlo processare e farlo condannare. Però se avesse avuto un precedente di condanna sicuramente avrebbe avuto almeno i domiciliari. Per
Per questo oggi Walter Orsi, nella sua lettera, chiede al ministro dell'Interno Matteo Salvini di avere maggiori poteri, a cominciare dal famoso DASPO urbano, che permette ai sindaci di firmare un foglio di via di sole 48 ore. Io chiederò a Salvini di dar seguito agli atti di coraggio che in questo momento e di determinazione ha portato avanti, ponendo la sua attenzione su questo tipo di problema, perché non si tratta di disagio giovanile, si tratta di piccoli criminali che, se non fermati in tempo, diventano veramente pericolosi. Adesso una brevissima pausa pubblicitaria. Rieccoci in studio in diretta alla prima edizione dei nostri telegiornali. Parliamo di economia adesso. Continua lo scarso feeling tra gli industriali veneti e il ministro del lavoro Luigi Di Maio, nonché vice premier. Sentite il numero uno degli industriali del Veneto, Matteo Zoppas. Queste aziende che sono sull'orlo del baratro, non voglio esagerare, ma davvero sono in grossa difficoltà, se vengono maggiormente ingessate, come paventa il decreto dignità, non hanno altra alternativa che chiudere. Un provvedimento che rischia di incidere pesantemente su un'economia che solo in parte si è ripresa dalla lunga stagione di crisi. È una sonora bocciatura al giudizio del presidente degli industriali veneti Matteo Zoppas sul decreto dignità del ministro per il lavoro Luigi Di Maio. Critiche da Confindustria anche all'intenzione dichiarata dal governo di ripristinare le chiusure domenicali per molte attività commerciali. Le aziende sono meno impattate, sono impattate più indirettamente perché forse sono più con commercio, confesercenti che hanno questo tipo di contraccolpo. È chiaro che per noi la flessibilità in questo momento non va toccata. Meno tempo per vendere i nostri prodotti significa anche vendere meno prodotti nella maggior parte dei casi. Positivo invece il giudizio sulla reintroduzione dei voucher. Le nostre imprese hanno bisogno di flessibilità, sostiene Zoppas. Ridurre questo parametro significherebbe renderle impotenti in un panorama già durissimo di concorrenza con l'estero. Quando ci sono delle situazioni di crisi dalle quali non siamo usciti, o meglio il risultato dell'1,5-1,7 di previsione di aumento del PIL è dato da tante aziende che tirano e tante che invece sono in grossa difficoltà. Queste aziende che sono in difficoltà, più sono in difficoltà in un'economia volatile e variabile, hanno bisogno assolutamente di strumenti di flessibilità. I voucher naturalmente vanno in questa direzione. E c'è chi ha trovato un lavoro davvero eccellente, è giovane, ha 29 anni, è da Quinto di Treviso, è iniziata la sua storia ed è arrivata addirittura alla NASA. È nato a Treviso ed ha trascorso la sua infanzia a Quinto. Luca D'Alzilio, 29 anni, approda ora alla NASA. Un curriculum di tutta eccellenza. Laureato a Padova in geologia, un dottorato in geofisica a Zurigo, ha tenuto seminari, ha messo la firma su una serie di lavori pubblici pubblicati in diverse riviste del settore e ora partirà per Los Angeles. Avrà la possibilità di fare ricerca indipendente nell'ambito della geofisica computazionale e più precisamente nella fisica dei terremoti. A chiamarlo è stato un istituto di scienze conosciuto a livello mondiale che gestisce il Jet Propulsion Laboratory per la NASA, inviando sonde per esplorare e studiare il pianeta Terra e gli altri molteplici pianeti del nostro sistema. Sono contento, ha affermato il giovane. Questo è uno dei posti migliori del mondo per studiare i terremoti. Ma il sogno sarebbe quello, un giorno, di tornare in Italia. Laurea invece in Scienze Naturali con il massimo dei voti, 110 lode dell'Università di Padova per Sammy Basso. Mi sono laureato e insomma non pensavo di essere così agitato, però. Sammy Basso si è laureato col massimo dei voti in Scienze Naturali. All'Università di Padova ha discusso una tesi interamente scritta in inglese su una nuova terapia di ingegneria genetica per la progeria, una malattia rarissima. Nel mondo si contano circa 70 casi, in Italia 5. Progeria è la mia malattia. Poi io l'ho vista ovviamente come, in questo caso, come uno studente, come uno scienziato, dunque completamente scevro da ogni emotività, però comunque è da 20 anni che sento i ricercatori parlare di progeria, presentare i loro studi. Questa è la prima volta che presento uno studio al quale ho collaborato, dunque l'emozione in questo senso è fortissima. I genitori di Sammy, Laura e Amerigo, hanno fondato nel 2005 l'associazione italiana Progeria. Ora, per Sammy, arriva l'opportunità di affrontare la malattia da ricercatore. Il lavoro da fare è tantissimo, però siamo a un punto di svolta.
Sicuramente 20 anni fa non avremmo mai pensato che oggigiorno saremmo arrivati a questo punto. Sono tantissimi i messaggi di congratulazioni arrivati in queste ore. Ci sono persone, ha scritto in un comunicato l'Università di Padova, che con le loro azioni sono da esempio per migliaia di donne e di uomini, e questo è il caso di Sammy Basso. Come tutti quanti ho i miei punti di forza, ho molti punti di debolezza. Ecco, in questo caso una cosa che non sarei riuscito a fare è proprio seguire le lezioni. Io sono riuscito a seguire le lezioni da casa perché non riuscivo a venire all'università tutti i giorni, sarebbe stato troppo stancante fisicamente, e tantissime persone sono adoperate per poter fare un collegamento streaming in modo che io potessi raggiungere questo traguardo. E questa è una cosa che non avrei potuto fare, però grazie all'aiuto di tanta gente l'ho fatta. Adesso quali sono i programmi per il futuro? Personalmente un po' di riposo e poi continuare lo studio per diventare un ricercatore. Ancora complimenti a Sammy Basso per il suo traguardo. Adesso vi ricordo soltanto che c'è ore 13, fra pochissimo, dopo il nostro telegiornale, e poi 20:10 questa sera ospite Cinzia Ricciardi, comandante della Polizia Stradale del Veneto, quindi parleremo di sicurezza sulle strade. È davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito. Arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Splendida giornata di sole sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio di mercoledì 18 luglio. Sul Veneto ampio soleggiamento ovunque, sulla nostra regione infatti sarà una splendida giornata caratterizzata dal sole. Possibili soltanto degli isolati temporali pomeridiani sui rilievi del Bellunese, ma generalmente di debole intensità. Temperature minime tra 16 e 20 gradi, valori massimi compresi invece tra 28 e 34 gradi. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Poche novità, anche sulla nostra regione il tempo sarà in prevalenza asciutto e stabile, con ampio soleggiamento su tutti i settori, salvo per occasionali rovesci al pomeriggio sui rilievi. Temperature minime tra 17 e 20 gradi, valori massimi compresi invece tra 29 e 32 gradi circa. Infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Anche qui sarà il sole a farla da padrone, con cielo sereno o al massimo velato un po' su tutti i settori. Tuttavia, col passare delle ore non si escludono degli acquazzoni sui settori alpini di confine. Temperature minime tra 14 e 16 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 30 e 33 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.